Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Prealpina. Apriamo con la cronaca. 3 ladri entrano in una casa di Venegono Superiore, i vicini li notano e riescono a metterli in fuga. Tutta la sequenza è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Vediamo il servizio con le immagini di quei concitati momenti. Per sentirsi più sicuro aveva messo sul suo balcone una telecamera dotata di sensori e l'aveva puntata sulla strada e mentre stava guardando se funzionasse a dovere, sabato scorso intorno alle 16 ha visto 2 malviventi entrare nella villa di fronte alla sua abitazione. Chiamati 2 amici, l'uomo non ci ha pensato 2 volte ed è andato ad affrontare i ladri, riuscendo prima a ricacciarli in giardino e poi costringendoli a saltare il cancello e a fuggire una volta raggiunta un'auto nera con targa romena su cui si trovava il palo. Furto sventato dunque in via San Rocco a Venegono Superiore, dove nel giro di pochi minuti sono arrivati anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze e la denuncia. Restiamo sulla cronaca. Varese, momenti di grande apprensione oggi intorno all'ora di pranzo in Viale Guggiari, dove si è registrato uno scontro tra un'automobile e un monopattino. Ad avere la peggio è stata una donna di 32 anni. È andato sul posto Massimiliano Martini, le immagini sono di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Scontro fra un'auto e un monopattino all'ora di pranzo all'incrocio tra Viale Guggiari e Via Grandi a Varese. Ad avere la peggio la donna di 32 anni che viaggiava sul veicolo a 2 ruote. Nella caduta ha riportato traumi in più parti del corpo ed è stata trasportata al pronto soccorso del circolo con un'ambulanza del 118 in codice rosso. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, alle 13:55 sia la macchina sia il monopattino elettrico percorrevano Viale Guggiari in discesa in direzione del centro. All'intersezione con Via Grandi, dove esiste l'obbligo di svolta a destra, i 2 veicoli sono entrati in collisione per cause in corso di accertamento. La donna, cittadina sudamericana, dopo l'impatto con l'auto è caduta a terra e pare abbia riportato soprattutto traumi alle gambe. Sgominata una banda di truffatori che prendeva di mira le case degli anziani. 6 arrestati, tutti italiani di etnia Sinti e 2 denunciati. L'indagine è partita dai carabinieri della compagnia di Luino. I malviventi usavano targhe clonate per l'auto e travestimenti da forze dell'ordine per ingannare le vittime. 30 i colpi che vengono attribuiti al gruppo criminale. All'operazione scattata questa mattina all'alba hanno partecipato i carabinieri dei comandi provinciali di Varese, Novara, Biella, Vercelli, La Spezia e Torino, insieme a unità cinofile e al nucleo elicotteri di Volpiano. 5 infermieri peruviani hanno preso servizio all'ospedale di Varese. Oggi a Palazzo Estense la cerimonia di benvenuto. Salgono così a 24 gli infermieri sudamericani in forza alla ASST Sette Laghi. Sentiamo la testimonianza di una delle operatrici peruviane e del consigliere comunale con delega alla sanità Guido Bonoldi. L'intervista è stata realizzata da Adriana Morlacchi con immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Mi sento molto bene di stare qui. Lavorare qui è un sogno da bambina per me. Qui si lavorano in gruppo, si lavorano in equipo e questo è molto importante per dare un buon cuidado ai pazienti. E ho pensato che sempre questo è molto importante. Anche ricordo la settimana scorsa che un paziente mi ha detto che grazie mille per tutti, Grecia. Questa parola è molto importante per un'infermiera. La cosa più bella è poter aiutare giovani che hanno delle speranze, che vengono qui per sviluppare la loro esperienza sia professionale che umana e al contempo aiutare anche il nostro ospedale ma anche la nostra società che come sappiamo ha bisogno di giovani. E restiamo a Palazzo Estense, le guardie ecologiche volontarie del comune di Varese cercano rinforzi. Parte la campagna di reclutamento con banchetti informativi nel centro cittadino e alla Schiranna. Ascoltiamo Nicoletta Sammartino, assessore alla tutela ambientale, intervistata da Adriana Morlacchi. Sì, quest'anno abbiamo pensato di fare questa campagna acquisti, come la chiamiamo, per affiancare le GEV che già lavorano tutti i giorni sul territorio con grande passione. Tra l'altro anche questo nel centenario della morte di Salvatore Furia, che è stato quello che ha proprio istituito le GEV.
Speriamo di raggiungere i cittadini, si tratta di curare la nostra città, non soltanto l'ambiente naturale inteso più strettamente, ma proprio tutta la città, perché le GEV curano anche il decoro delle nostre città. Quindi fatevi avanti, ci saranno dei banchetti in giro per la città nei weekend e poi sicuramente anche al lago di Varese durante il periodo di balneazione. E infine la politica, domenica e lunedì ballottaggio a Saronno per stabilire chi sarà il prossimo sindaco. Il confronto tra Rienzo Azzi del centrodestra e Ilaria Pagani sostenuta dal PD e da 2 liste civiche. Gianluigi Saibeni li ha intervistati chiedendo loro perché non hanno stretto alleanze e anche invitandoli a lanciare un appello agli elettori. Fin dall'inizio avevamo detto che saremmo stati il centrodestra unito, che non avremmo fatto apparentamenti di nessun tipo, perché quello che noi vogliamo garantire ai saronesi in primo luogo sono 5 anni di governabilità. Cioè la prima cosa che bisogna, dopo questa esperienza molto litigiosa, la prima cosa che tu devi garantire a chi ti elegge è che per 5 anni sei lì e stai lì. Che la città non vada bene come potrebbe andare, credo che sia visibile a tutti, se no noi non saremmo arrivati dove siamo arrivati, al 44, quasi al 44% di preferenze da parte dei saronesi. È evidente che anche chi non è andato al voto la prima volta può oggi tornare a votare e scegliere il candidato sindaco, perché a questo punto siamo soltanto in 2, quindi l'invito è anche a chi non ha votato al primo turno invece a presentarsi al secondo turno e a fare la scelta definitiva. E credo che non ci siano alternative, perché quelli che sono i miei competitor li abbiamo già provati tutti, li ho provati io, li avete provati voi, li hanno provati tutti, quindi la decisione non credo che ci sia molto da pensare. Allora, abbiamo deciso di andare da soli perché abbiamo scelto di non farci trascinare nelle vecchie storie di politica. Abbiamo deciso di confrontarci con tutti, e lo faremo, abbiamo già cominciato a sentire le altre coalizioni, perché vogliamo discutere sui temi, vogliamo collaborare sui temi e vogliamo che ci sia una condivisione anche sulle scelte importanti per la città. Agli elettori dico che è ora di prendere in mano le sorti della città di Saronno. Noi siamo a disposizione, abbiamo fatto delle scelte importanti e anche, come dire, coraggiose. È ora che i cittadini di Saronno facciano lo stesso e che vadano a votare l'8 e il 9 giugno. Non solo politica, tanti temi sulla prealpina di domani disponibile in edicola e sui supporti digitali. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Fabio Pellaco. Buonasera, sulla prealpina di domani ampio spazio sarà dedicato proprio al ballottaggio delle elezioni amministrative di Saronno, con interviste e approfondimenti in vista del confronto di domenica 8 e lunedì 9 giugno. Per la cronaca, tutti gli aggiornamenti sul delitto di Legnano nelle indagini sulla morte della 35enne Vasilika Potincu, uccisa con 9 coltellate, sono impegnati ora anche i carabinieri del RIS di Parma. 6.000 euro a fondo perduto per chi viene a vivere e lavorare a Varese, il nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio per rilanciare l'economia del territorio. Elisa Polveroni fa il punto sull'idea lanciata dal presidente Mauro Vitiello. Infine allo sport, ciclismo, Sergio Gianoli ha intervistato il campione di Taino Alessandro Covi, reduce dal Tour di Norvegia e in partenza per il Tour della Slovenia che inizierà domani. Grazie Fabio, con questo anche per oggi è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.